funerale di Giovanni Colognese, il ventenne di Oderzo, finito ieri sera con l'auto contro un platano a Gorgo al Monticano. La famiglia sotto shock, l'amico che ha assistito ai soccorsi lo aspettavamo per l'allenamento di calcio. Tragedia sul lavoro nel Ferrarese, operaio 59enne di Taglio di Po muore schiacciato da un furgone cisterna durante le operazioni di abbattimento di alcuni pioppi in un'area golenale. Perde la vita precipitando per quasi 300 metri nel canalone Osanna sul Monte Baldo. Il dramma questa mattina, l'intervento del soccorso alpino, nulla da fare per l'escursionista. Domani a Padova il conferimento della laurea alla memoria per Giulia Cecchettin, edizione straordinaria di Antenna 3 dalle 10:30 per seguire la cerimonia. Attese migliaia di persone domani alle 15 nella chiesa di Santa Giustina a Padova per i funerali di Francesco Canella, lo storico fondatore dei supermercati Ali. Dopo la destituzione della Fondazione Canova, oggi le dimissioni polemiche di Vittorio Sgarbi dal Comitato per il bicentenario dell'artista. A Possagno dice: non metterò più piede, la fondazione cadrà nell'ombra. Da Venice Marathon a Venice Baratron, a fine maggio una marcia nei luoghi più a rischio di Venezia ma anche a Mestre per sensibilizzare tutti, dicono gli organizzatori, sul precipizio nel quale si trova la città. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali che si apre, lo avete sentito dai titoli, con la cronaca, perché è morto dopo una notte di agonia al Cafoncello di Treviso il ragazzo uscito di strada ieri sera a Gorgo al Monticano. Si tratta di Giovanni Colognese, ventenne, nato a Pordenone e residente, come detto, nella Marca a Oderzo. Sotto shock gli amici e i compagni di squadra che lo aspettavano a Chiarano. Tutti i dettagli nel nostro servizio d'apertura. Stavo tornando a casa, che io abito più avanti, e proprio ero alla terza macchina che era arrivata subito dopo l'incidente. Abbiamo aspettato i soccorsi, i carabinieri, tutto quello che ci... Tu hai capito subito che si trattava di lui? Sì. Quando l'ho visto con i miei occhi sulla barella, ho detto: è Giovanni. So solo che ha sofferto abbastanza. Il dubbio, poi la certezza. Per gli amici di Giovanni Colognese, 20 anni appena, sono stati minuti e ore interminabili. La sua 500 color panna la riconoscevano tutti tra Fratta di Oderzo, dove viveva con la famiglia, e Chiarano, dove c'è il campetto di calcio a 5 dell'Evolution Team. Qui lo aspettavano per il solito allenamento infrasettimanale, come racconta il compagno di squadra Mattia. E il mister come prima cosa mi ha detto: prova a chiamare Giovanni, perché non ha avvisato che sì, che mancava o che ritardava, e alla fine abbiamo fatto 2+2 vedendo anche le notizie dell'incidente. Dopo verso le 8:30 siamo diretti là sul posto, che comunque era vicino al campo di Chiarano, e abbiamo visto che la macchina era la sua e abbiamo capito. I ragazzi si precipitano sul posto, tutti capiscono che la situazione è gravissima, i lampeggianti dei soccorsi, l'auto distrutta. Sono da poco passate le 19:30 quando Giovanni sta percorrendo via Risorgimento a Gorgo al Monticano, pochi minuti dal campetto. È qui che perde il controllo dell'auto sbattendo contro un platano. L'impatto è micidiale e la 500 viene sbalzata nel fosso sull'altro lato della strada. Le sue condizioni sono critiche e peggiorano ora dopo ora. In mattinata al Cafoncello di Treviso la dichiarazione di morte cerebrale. Nato a Pordenone, Giovanni era iscritto a Ca' Foscari e quella passione per il calcio gli era stata trasmessa dal padre Gianni, allenatore noto in zona, così come la sorella Emma, arbitro. Molto conosciuta anche la mamma Elena, insegnante alla scuola per parrucchieri. Sotto shock l'Evolution Team, che lo ha ricordato sui social, una tragedia a cui non avremmo mai voluto credere. Persona solare, aiutava qualsiasi persona che si trovava a fianco, e lui veramente non se lo meritava, non ha mai fatto male a nessuno. Un operaio di 60 anni è morto sul lavoro questa mattina in un'area golenale a Guarda Ferrarese nel territorio di Riva del Po. L'uomo residente a Taglio di Po, in provincia di Rovigo, era impegnato in operazioni di abbattimento di alcuni pioppi e rimboschimento in un'area privata
Da una prima ricostruzione verso le 8:45 è rimasto schiacciato da un furgone cisterna mentre riforniva un trattore. Il 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Intervenuti anche i carabinieri e lo Spisal dell'USL di Ferrara per accertamenti su dinamiche ed eventuali responsabilità, oltre al medico legale per una prima ispezione della salma richiesta dalla Procura di Ferrara. Tragedia sul Monte Baldo in tarda mattinata, dove un escursionista è precipitato nel canalone Osanna. L'allarme è stato dato verso le 12:40 al soccorso alpino di Verona. 2 persone avevano assistito alla caduta di un uomo scivolato per 250-300 metri e fermatosi apparentemente privo di vita. Non si sa se l'escursionista, di quel momento non sono note le generalità, sia scivolato sulla neve tra le rocce del sentiero delle Creste o si trovasse nel canale. Individuato il punto dalle coordinate ricevute del chiamante, l'elicottero ha sbarcato nelle vicinanze il tecnico di elisoccorso e l'equipe medica, che hanno solamente potuto constatare il decesso dell'uomo che calzava ramponi al momento dell'incidente. Torniamo al dramma di ieri a Roncade, nella Marca Trevigiana, dove Ombretta Castellani ha perso la vita, travolta da una catasta di legna. Il ricordo dei vicini e dei familiari. Gentile e generosa, raccontano, era sempre pronta ad aiutare gli altri. Sempre a lavoro e famiglia, tutte le mie storie, sorridente, qualunque roba che domandavo era sempre pronta. Solare, gentile, disponibile. È questo il ritratto disegnato da chi Ombretta Castellani, 50 anni tra pochi giorni, l'ha conosciuta e amata. Infermiera fino al 2021 all'ospedale San Camillo a Treviso, città di cui era originaria, si è poi dedicata al lavoro autonomo, sempre nell'ambito infermieristico, passando per la casa di cure e lavorando per alcuni dottori della zona. Ombretta al tempo del Covid si era dedicata anche alle vaccinazioni, sempre predisposta ad aiutare gli altri, come racconta la sua vicina di casa, Marisa. Ombretta infatti aveva aiutato la sorella gemella della signora con delle iniezioni che avrebbero richiesto l'aiuto di un medico quotidianamente. Faceva queste iniezioni che sennò aveva un medico, hai capito? Lei era infermiera, brava. Un dramma quello accaduto nella casa di Via Erbe a Roncade, che i parenti e i vicini non riescono tuttora a spiegarsi. Ombretta aveva raggiunto la legnaia per andare a prendere i cocci per accendere il camino, gesto che era solita fare, ma quel pomeriggio qualcosa è andato storto. La cesta di legna è caduta travolgendo la donna. Attirata dal botto provocato dalla caduta, sul posto è accorsa la suocera, trovando la nuora stesa a terra, priva di vita. Siamo restati, non ho mai dormito stanotte, perché così, non so neanche come, perché come ha fatto cadere quella catasta che hanno tirato giù, non saprei. Non si danno pace i vicini e i parenti il giorno dopo la tragedia. Ombretta era molto conosciuta a Biancade, frazione in cui viveva. La famiglia infatti è molto attiva nel volontariato del paese, come racconta la sindaca di Roncade. Conoscendoli anche trovavo proprio necessario anche per me, ma soprattutto per loro, di rappresentare anche fisicamente la vicinanza di tutta la realtà di Roncade, di tutte le persone che l'hanno conosciuta, perché era veramente una persona splendida. E nella sua professione di infermiera è sempre stata dedita agli altri ed è sempre stata stimata per il modo con cui lo faceva, ma è stimata da tutta la comunità per il modo con cui si poneva, e qui si pongono anche i suoi figli e i suoi familiari. Tragedia questa mattina a Piacenza d'Adige, dove un'anziana è stata trovata morta in casa dopo essere caduta. Quando i pompieri hanno fatto irruzione in casa era già morta da ore, non c'era più nulla da fare per una 83enne di Piacenza d'Adige. L'anziana è morta a causa di una caduta. La tragedia è scoperta in mattinata dopo l'allarme lanciato da una cugina dell'83enne preoccupata perché la parente non rispondeva al telefono e al campanello. I carabinieri hanno chiesto così l'intervento ai vigili del fuoco, che sono entrati dopo aver forzato la porta d'ingresso. Una volta all'interno hanno trovato il corpo senza vita dell'anziana, deceduta già da ore per le conseguenze della brutta caduta. Chiediamo aiuto al sindaco Dori anche con l'assistenza della sorveglianza armata, così i negozianti del centro commerciale di Mira, che nei giorni scorsi hanno subito il 5° furto in appena un mese. Stefano Lazzari, ha subito anche lei il furto, si parla del 5° furto in un mese qui al centro commerciale Mirasole. Ah sì, nel giro di poco più di un mese sono passati dai nostri vicini che aggiustano telefoni 3 volte,
Poi una serata sono venuti qui e dal fiorista. Il centro commerciale di Mira nuovamente preso d'assalto, l'ultimo raid in ordine di tempo commesso da una sola persona alta di statura e con un 46 di piede. Questo è il parziale identikit del bandito fornito dalle telecamere di videosorveglianza private di un commerciante cinese, i cui filmati sono ora nelle mani degli inquirenti, e dalle impronte lasciate dal ladro nel salone del parrucchiere. Sembra che sia opera di uno, perlomeno per quelli che sono dati dal cinese, il gruppo cinese qua. Sembra, però sinceramente non lo so quanti siano, perché ha scattato l'allarme, siamo arrivati qua subito. E i furti in questo caso sono venuti alle 12:30 di notte, quindi anche abbastanza prestino. Come ariete per sfondare le pesanti e spesse vetrine dei negozi, il bandito avrebbe utilizzato questo grosso masso in cemento armato che le ha mandate letteralmente in frantumi, spiega il parrucchiere, l'unico tra i commercianti che, sfidando paure e timori di ripercussioni, ha voluto parlare con noi della stampa, naturalmente dopo aver sporto denuncia alle forze dell'ordine. I carabinieri poverini sono venuti subito, si sono dimostrati anche molto attivi, però credo che purtroppo non basta, insomma, ecco. Magro il bottino, ma ingenti i danni. Insomma, i danni ci sono, e poi che magari siano quantificati in cose che ti portano via o quello che non lavori, sono sempre soldi alla fine, sempre, e poi non stai bene, insomma, hai sempre l'angoscia che a tutto momento scatti allarme, corri subito qua, non è un bel vivere. Non lasciateci soli, qui serve la prevista sorveglianza armata che in realtà non c'è. L'appello al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale di Mira. Quello che chiediamo è attenzione di sicuro all'amministrazione, ma come vediamo sui giornali oggi come oggi non è solo qua, è dappertutto. Tutto è pronto all'Università di Padova, dove domani si svolgerà la cerimonia di laurea alla memoria di Giulia Cecchettin. Giulia Cecchettin doveva laurearsi il 16 novembre, la discussione al Dipartimento di Ingegneria, il papiro e la festa, come per tutti i laureandi dell'Università di Padova. Giulia però quel 16 novembre non varcò mai il cancello del Dipartimento di Via Gradenigo al Portello. Il suo assassino, Filippo Turetta, l'aveva già uccisa negandole quel traguardo che tanto sognava. Giulia però quella laurea la riceverà con tutti gli onori nell'aula magna del Bo, la stessa aula dove parlò Galileo Galilei, dove ogni anno si rinnova il rito solenne dell'inaugurazione dell'anno accademico. Tutto è pronto per la giornata che vuole ricordare Giulia, il suo essere studentessa appassionata e libera. Alla cerimonia di laurea alla memoria saranno presenti la ministra dell'Università Anna Maria Bernini e il presidente del Veneto Luca Zaia. Aprirà la mattinata il discorso della rettrice Daniela Mapelli. Non sono mancate le polemiche con i rappresentanti degli studenti del Ludo, amareggiati per non essere stati coinvolti nell'evento. Non è la prima volta che l'Università di Padova conferisce una laurea alla memoria. Ci sono stati altri 2 precedenti e tutti molto recenti. Nel 2016 accadde per Jessica Tellattin di Limena e nel 2022 per Cesare Pinton di Tezzo e sul Brenta, entrambi deceduti prima della tesi. L'elaborato di Giulia Cecchettin era molto buono, avrebbe preso un bel voto, ci disse la sua relatrice, la professoressa Silvia Todros, all'indomani della tragedia. Oltre alle borse di studio in memoria di Giulia, finanziate con fondi PNRR, il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova, per ricordare la studentessa, ha istituito 10 premi di laurea da 1.000 euro ciascuno, riservati alle studentesse che conseguono il titolo di laurea nei corsi di laurea triennale del DEI negli anni accademici 2023-2024 e 2024-2025. E domani mattina Antenna 3 seguirà in diretta l'intera cerimonia di consegna ai genitori, al papà di Giulia e alla sorella Elena della laurea in memoria di Giulia Cecchettin. Lo faremo appunto con una diretta che inizierà alle 10:30. Appuntamento dunque domani su Antenna 3 a partire dalle 10:30 per seguire la cerimonia di consegna della laurea in memoria di Giulia Cecchettin. E sono fissati per domani, sempre a Padova, alle 15 nella Basilica di Santa Giustina, i funerali di Francesco Canella, fondatore del gruppo Ali.
Si svolgeranno venerdì alle 15 nella Basilica di Santa Giustina i funerali di Francesco Canella, il fondatore del gruppo Ali, che oggi conta 117 punti vendita e 4.700 dipendenti. Una cerimonia per la quale sono attese migliaia di persone, mentre il gruppo annuncia che sarà proclamato il lutto in tutti i negozi, che ogni giorno servono 100.000 clienti. Tutti i supermercati chiuderanno alle 14 in segno di lutto e dopo i funerali ci sarà la sepoltura in forma privata nella cappella di famiglia. In queste ore è aperta anche la camera ardente nella casa funeraria Santinello, che resterà aperta fino alle 12:30 di venerdì. Infine è stata attivata una raccolta fondi per Medici con l'Africa QAM. Intanto si moltiplicano i ricordi dell'imprenditore fatti dalla politica e dal mondo dell'imprenditoria padovana, ma soprattutto veneta, a partire dal presidente della regione, Luca Zaia, che parla di un imprenditore illuminato che non ha mai dimenticato gli altri e il suo Veneto. Pochi secondi di pubblicità e poi torniamo di nuovo in diretta tra pochissimo. Rieccoci in studio, parla di ingratitudine, di poco rispetto, avverte comunque da sottosegretario la sua sulla Fondazione Canova, continuerà a dirla così. Vittorio Sgarbi, rimosso da presidente della Fondazione e oggi dimissionario dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni dello Scultore. Non metterò più piede a Possagno e non parlerò mai più con il sindaco. Il mio rapporto con Canova finisce qua. Dopo la decisione del comune di Possagno di destituire Vittorio Sgarbi dalla carica di presidente della Fondazione Canova, il sottosegretario alla cultura risponde annunciando le sue dimissioni con effetto immediato e irrevocabili da presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del bicentenario della morte dello scultore. Incomprensibili per Sgarbi le motivazioni del sindaco Valerio Favero, soprattutto se legate agli insulti al giornalista di Report che tanto stanno facendo discutere. Erano insulti tra l'altro rubati, perché non era un'intervista, era una telecamera che rubava quello che io dicevo a due cretini, per cui se uno vabbè, ma d'altra parte siamo abituati, sono persone piuttosto rozze. Mi pare che soprattutto loro hanno un problema fondamentale, che una fondazione autonoma e significativa come la Fondazione Canova è del tutto subalterna sul piano operativo alla sovrintendenza, per cui loro non potranno comunque rinunciare a me, ma se io avrei potuto in qualche modo essere utile non sarò più utile. L'amministrazione è dunque avvisata da sottosegretario le occasioni per dire la sua su Canova non mancheranno, fa capire Sgarbi. Il sindaco ai nostri microfoni si è limitato a spiegare che già a ottobre, con la conclusione delle celebrazioni per Canova, si era aperta una nuova stagione. Da lì sono iniziate le nostre valutazioni per la nomina di nuovi componenti dell'organo di amministrazione di Fondazione Canova, che ufficializzeremo nei prossimi giorni. Voglio comunque ringraziare l'intero CDA uscente per il lavoro svolto e per i grandi risultati ottenuti. Il grazie a tutti del sindaco non basta, la Fondazione per il critico d'arte si avvia a un futuro nell'ombra. Eliminando un presidente che è sottosegretario e che comunque ha un rapporto diretto con le attività operative, tu ti trovi con un qualunque manager, come vuoi chiamarlo, che dovrà superare molte difficoltà. Se poi uno non lo capisce, va bene, facciano quello che vogliono. Io a Possagno non ci metto più piede. Chiudendo così anche un capitolo umano, non solo professionale, si intuisce dalle parole di Sgarbi. No, sono amareggiato, sono come dire, ancora una volta convinto della mancanza di rispetto e di riconoscenza da parte di quelli per cui ha fatto tutto, ripeto, gratis. Il vicepresidente era pagato come sindaco, io ho fatto il presidente 5 anni gratis. Prima si ringrazia, poi si nomina un nuovo presidente. Oggi in Valsugana è arrivato il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi, prima il sopralluogo dove si è verificata la frana, poi un summit con i sindaci e i tecnici, poi l'annuncio, la statale sarà riaperta parzialmente al traffico il 1° marzo. Stiamo trovando, ovviamente cercando di accelerare il più possibile i tempi. Ad oggi i tempi previsti sono una riapertura parziale entro un mese e poi la riapertura della ferrovia di fatto entro metà marzo e l'apertura diciamo definitiva di tutte e 4 le carreggiate in 3 mesi.
Così il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi oggi in Valsugana per fare il punto sulla situazione della strada statale 47 dopo la frana dello scorso 12 gennaio e la chiusura dell'importante asse viario. Prima il sopralluogo accompagnato anche dall'assessore regionale Elisa De Berti, dal presidente del Trentino Maurizio Fugatti, oltre che dal sindaco di Valbrenta Luca Ferrazzoli, presenti anche i tecnici di ANAS e di RFI. Tutti questi interventi saranno legati alla situazione meteorologica, a eventuali rischi che ci sono di nuove frane e ovviamente bisognerà, per quanto riguarda la parte ferroviaria, aumentare anche e prolungare il tunnel in cemento armato e anche di fare un intervento abbastanza importante sul viadotto, perché le pile sono state interessate dal crollo dei massi. Anche se il vice ministro assicura che si sta lavorando per accorciare ulteriormente le tempistiche e garantisce ora maggiore attenzione nei confronti della vallata. Questo evento, nella sua tragicità, ha avuto due fortune: uno che non è stato coinvolto nessuno, quindi non abbiamo nessuna vittima, e l'altro elemento è che sicuramente ha acceso un faro su una valle che altrimenti probabilmente questo faro non l'avrebbe avuto ancora per altro tempo. In realtà del tema della Valsugana si parla da decenni. Gli eventi accaduti a gennaio non sono altro che la testimonianza della fragilità del territorio, oltre a far emergere nuovamente la necessità dell'ammodernamento della statale 47. Quello che abbiamo detto noi e tutti i presenti, e la cosa è condivisa da noi, dagli amici trentini, insomma, che dalla Val Brenta parte un grido di dolore che parte da lontano, come si è detto da tanti anni, però che non può più rimanere inascoltato, perché questi territori hanno necessità di avere risposte sulla ferrovia, sulla statale e anche sul ciclopista. Abbiamo sottolineato al Vice Ministro anche la necessità di un potenziamento di questo corridoio, soprattutto ragionando sul bypass del nodo di Carpanè. Adesso insomma andiamo avanti. Adesso scopriamo che cos'è la Venice Baratron, che si correrà tra Venezia e Mestre a maggio. Presentato alla Sala San Leonardo di Cannareggio, eccolo il simbolo della nuova manifestazione sportiva di Venezia. Dopo la Venice Marathon nasce ufficialmente la Venice Baratron, dove il baratro richiamato con un gioco di parole è, a detta degli organizzatori, quel precipizio che si trova al termine della china decadente presa dal territorio comunale. Si tratti di Venezia, Mestre, Favaro o Marghera. Un ciclo di eventi il 25 e il 26 maggio e soprattutto una marcia attraverso luoghi ritenuti significativi. La responsabilità dell'amministrazione è enorme, non solo rispetto ai cittadini veneziani che ci vivono e che hanno tutte le loro problematiche, a cominciare dal progetto scandaloso della torre di Viale San Marco, ma anche va ad incidere anche con una grande responsabilità in tutto il mondo, perché Venezia è patrimonio dell'umanità. Stiamo parlando di una situazione, per esempio uno scavo di un canale in laguna, il Vittorio Emanuele, che vogliono fare, che avrà un disastro di veleni che verranno movimentati, e poi su Mestre delle torri addirittura sul primo binario di Mestre che vogliono costruire 2 torri, e poi il buco dell'ex Umberto I, e poi questo pseudo bosco di Mestre. Ma quale bosco di Mestre? Stanno cementificando una zona che in maniera assolutamente fasulla chiamano degrado urbano, invece è agricoltura a Tessera. Il 1 marzo si apriranno le iscrizioni ad una marcia che si vuole estendere a partecipanti che vanno oltre i confini nazionali. Un primo successo Venice Baratron l'ha già avuto con questo concorso per i loghi, perché più di 100 giovani hanno partecipato, e questo interesse dei giovani al tema è fondamentale. Significa che saranno proprio loro coloro che riusciranno a cambiare la città. Da loro ci si aspetta molto e a loro va dato tanto fiducia. Siamo in chiusura, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'anomalo anticiclone ben saldo sull'Italia sarà ancora protagonista per almeno un'altra settimana.
Vediamo il dettaglio intanto di venerdì 2 febbraio. Sul Veneto possibili le consuete foschie e nebbie sulle zone pianeggianti al mattino, ma in diradamento a seguire. Sarà più soleggiato con il passare delle ore, infatti, e il cielo sarà velato. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, minime tra 0 e meno 1 grado, massime tra 7 e 11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo sereno o velato, solo con qualche locale addensamento, ma in genere innocuo. Temperature minime tra meno 1 e 4 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, le condizioni infatti saranno ancora buone, con alternanza tra sole e nubi. Temperature minime tra meno 3 e 2 gradi, massime sugli 8-12 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.